Sull'emergenza idrogeologica un grido di allarme viene lanciato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. È necessaria una pronta inversione di tendenza nella gestione del territorio, altrimenti i disastri idrogeologici si ripeteranno sempre più frequentemente e con forza crescente. Questo quanto detto dal presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola. Nel corso degli anni 50, ha affermato il presidente dell'ordine, sono prevalse le politiche della cementificazione eccessiva in barba alle regole più elementari per il rispetto dell'ambiente, politiche che hanno incrementato a dismisura le zone di espansione delle nostre città e contestualmente hanno svuotato i nostri centri storici. La cementificazione negli anni 60 e 70 ha interessato zone a rischio idrogeologico, con il risultato che oggi l'ambiente tende a riprendersi quello che l'uomo gli ha sottratto nel tempo per ripristinare gli equilibri dell'ecosistema. Tutto ciò determina per Rino Lamendola nuove condizioni di fragilità del nostro territorio, producendo disastri idrogeologici e notevoli rischi per la pubblica incolumità. Come abbiamo avuto modo di constatare recentemente, il nostro territorio provinciale è afflitto da gravi condizioni di emergenza idrogeologica e questo per effetto delle politiche di governo del territorio adottate negli ultimi 50 anni, politiche che hanno puntato ad un'eccessiva espansione edilizia, svuotando al tempo stesso i nostri centri storici. Peraltro la cementificazione selvaggia, specie negli anni 60-70, ha interessato versanti sensibili dal punto di vista idrogeologico e ciò ha provocato oggi una reazione dell'ambiente che tende a riprendersi tutto quello che l'uomo gli ha tolto nel tempo. Oggi più che mai sentiamo bisogno di invertire la tendenza adottando nuove politiche di gestione del territorio che puntino sulla riduzione del consumo di suolo, sulla manutenzione programmatica dei corsi d'acqua, delle pulizie dei corsi d'acqua, sulla rigenerazione urbana sostenibile. E devo dire che gli strumenti ci sono oggi per poter attuare queste politiche. Faccio l'esempio del testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana, testo unificato già incardinato lo scorso 9 novembre in Senato. È un testo di legge molto importante perché istituisce un fondo speciale per la rigenerazione urbana per un importo complessivo di 10 miliardi di euro da spendere dal 2021 al 2040, prevede anche che la rigenerazione urbana possa essere attivata da promotori privati che possono presentare i loro progetti al comune, che poi ne vaglierà l'ammissibilità in relazione alla programmazione per la rigenerazione urbana. È previsto anche un incremento in cubatura, 20% della cubatura, quindi sono incentivi per chi investe nel recupero della propria casa, quindi nelle politiche di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente. Ci auguriamo che la politica comprenda che la materia del rispetto dell'ambiente, della rigenerazione urbana sono materie improcrastinabili e quindi ci attendiamo una risposta concreta nel più breve tempo possibile con l'approvazione di questa legge.